Dopo il grande successo riscosso dalle 2 edizioni di Vinitaly and the City nel Parco Archeologico di Sibari e del Merano Wine Festival a Cirò, la Calabria ha ospitato il 19 e il 20 dicembre presso il Palacolosimo di Catanzaro, l'area fieristica del capoluogo di regione, un altro grande evento, il Soul and the City Sud, dedicato all'olio extravergine di oliva. La manifestazione, che può essere considerata la declinazione meridionale di Soul Expo di Verona, è frutto di un nuovo accordo tra la Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura, e Verona Fiere con il supporto organizzativo di ARSAC. Un sogno che si realizza, noi volevamo fortemente una manifestazione nazionale del settore olivicolo, che per noi è uno dei principali asset del comparto agricolo primario e di quello agroalimentare. Siamo la seconda regione in termini di produzione, con oltre 180.000 ettari olivetati, con tantissime cultivar autoctone. Siamo cresciuti fortemente in termini di qualità negli ultimi anni e credo che il racconto di una Calabria di questo settore diverso fosse un obiettivo da raggiungere attraverso questa manifestazione, per la quale voglio ringraziare ancora una volta gli amici di Verona Fiere che lavorano ormai da tempo in partnership con la nostra regione, non solo con le manifestazioni che si svolgono a Verona, ma anche con queste manifestazioni per le quali a noi danno brand, progettazione, buyer, comunicazione e tanto altro. E dopo 2 edizioni del Vinitaly abbiamo anche questa prima edizione del Soul Calabria, ma soprattutto Soul Sud, perché noi ambiamo a fare in modo che questa manifestazione possa diventare una manifestazione di riferimento per tutto il Sud. È un grande piacere poter collaborare con l'assessore Gallo e comunque con tutte le istituzioni della regione, perché lavoriamo davvero molto bene in modo strutturato e i risultati sono visibili a tutti. Questa non è solo una tappa di avvicinamento a Soul Expo a Verona, che sarà il 1° 3 marzo, ma è letteralmente un hub, è il centro della produzione olivicola per quello che riguarda il Sud Italia, e si vuole accreditare esattamente con questo posizionamento. Poi il rapporto tra la Regione Calabria e i prodotti di Verona Fiere, in particolare Vinitaly, continua a consolidarsi. Sono oltre 90 le cantine che erano presenti per esempio a Vinitaly nella scorsa edizione, quindi sono in crescita. 2 edizioni di Vinitaly and the City e adesso questa nuova edizione di Soul Sud, che parte dall'olio ma poi vuole valorizzare il territorio attraverso anche tutto quello che è il turismo legato all'olio. Mettiamo al centro dell'attenzione il nostro oro verde, il nostro olio extravergine d'oliva, confrontandoci con altri territori, non ci spaventa il confronto, e cercando di stimolare quello che è avvenuto nel vino che avvenga anche nel mondo dell'olio. Il valore aggiunto lo dobbiamo tenere qui in Calabria, dobbiamo trasformare di più, il lavoro dei frantoi è enorme e deve essere accelerato ancora di più, l'etichetta calabrese deve essere riconoscibile, così come questa Calabria straordinaria. L'evento si è snodato all'interno del polo fieristico in 4 aree tematiche: palco centrale, area masterclass, area oil talk e area cooking show, dove si sono svolti incontri, approfondimenti, momenti esperienziali, degustazioni e tanto altro. La fiera di cui parliamo è sicuramente di un livello mai visto nella nostra città. Siamo molto soddisfatti di quello che è il percorso del polifunzionale Giovanni Colosimo, quello che normalmente viene chiamato Ente Fiera. Questa struttura può ospitare eventi davvero importanti e asseconda la trasformazione, la nascita di una vocazione fieristica per la città di Catanzaro. Un grande orgoglio per questo tipo di fiera, che parla della grande forza della nostra regione. Io ho un passato da presidente di Slow Food Calabria, su cui facevamo tanti eventi sull'olio, mai avremmo pensato di poter fare un evento di questa importanza, e quindi siamo molto orgogliosi che questo accada nella nostra città. A dare il benvenuto agli ospiti dal palco centrale è stato Peppone Calabrese, volto noto di Linea Verde e profondo conoscitore del patrimonio gastronomico italiano. C'è un cambio, un'inversione di tendenza rispetto alla modalità di fare le cose. In questo caso è una cosa fatta bene e io sono felice di poter raccontare e di poter testimoniare che una cosa è fatta con etica. Mi rende felice, mi rende orgoglioso di essere del Sud e porterò questo esempio un po' in tutte le altre regioni. Ci andate a guardare come si fanno le cose bene. Peppone Calabrese è stato molto bravo a saper raccontare quello che è anche lo sforzo, la nostra volontà
di essere squadra a 360 gradi e poter rappresentare tutte le produzioni in una magica sfera di cristallo. La sfera di cristallo poi alla fine è la qualità eccelsa delle produzioni, le aziende che fanno sforzi notevoli per essere sul mercato, quindi sono contento di questa valutazione che riscontra anche, come dire, il nostro parere da parte dell'organizzazione. È sempre un piacere fare queste iniziative, lo sforzo è tanto, ma l'obiettivo di coinvolgere produttori, aziende, chef, raccontare come sappiamo fare ormai il territorio, i prodotti, le eccellenze, ci porta sicuramente ad avere dei risultati importanti. Testimonial dell'evento fieristico Manuela Arcuri e gli agri-influencer Andrea Micale e Michele Monopoli. Mio padre è di Crotone, quindi sono veramente orgogliosa di essere calabrese e oggi inaugurare questa fiera è stato bellissimo perché è una fiera veramente bella, importante, dove si assaporerà tutto l'olio migliore che producete. Dopo la cerimonia di inaugurazione e i saluti istituzionali, il primo dibattito, moderato da Gioacchino Bonsignore, è stato sul tema Comunicare l'olio, la Calabria come modello di promozione tra territorio, qualità e internazionalizzazione. Valorizzare al meglio la produzione olivicola puntando sulla qualità e avere, come è stato in questi anni, un prezzo aumentato può costituire un nuovo ascensore sociale come lo è stato nei secoli passati. Noi vogliamo spingere questo sistema per fare in modo che il sistema olivicolo, con l'ambizione della qualità, avendo anche tanti giovani e tante donne alla guida delle aziende, possa puntare a produrre olio di qualità col quale raggiungere mercati importanti in grado di pagare questa qualità, consolidando questi prezzi aumentati di questi ultimi anni, aumentati magari per un contesto internazionale, ma noi dobbiamo e possiamo consolidare e aumentare questa reputazione anche attraverso manifestazioni come questa. L'assessore Gallo si sta impegnando molto, raccoglie sfide molto complicate, ma io penso che sia giusto perché ci sono delle potenzialità straordinarie qua in Calabria, quindi sarebbe assurdo sprecare questa occasione. Nella seconda parte della prima giornata sono partite tutte le aree tematiche: talk, degustazioni, show cooking, presentazione progetti, masterclass e tanto altro. Quando si parla di olio, inevitabilmente in Calabria si pensa a un'altra delle eccellenze della tradizione, il pane. Ed è per questo che la prima edizione di Soul and the City Sud ha ospitato la mostra permanente del pane, un racconto sensoriale di storia, luoghi e tradizioni. In un'occasione come questa, dove il principe della tavola, diciamo che è l'olio in tutte le sue versioni, in tutte le sue vesti, di tutte le province calabresi, però ecco anche una rappresentanza della panificazione calabrese in tutta la sua plastica diversità e con una biodiversità che fa invidia a tutte le altre regioni d'Italia. Ci teniamo a ringraziare i panificatori che ci hanno sostenuto. Io ci tengo a ringraziare il presidente nazionale di INAP, Walter Cricri, che peraltro è dipendente ARSAC, perché in questa circostanza, laddove celebriamo il nostro olio, raccontiamo anche del trionfo dei pani calabresi, quei pani che sono testimoni di una biodiversità incredibile dei nostri grani e che con la loro sapidità danno alla nostra regione uno stacco straordinario rispetto ad altre regioni. I nostri pani sono più buoni e noi siamo cresciuti consumando non merendine ma pane e olio come merenda, segno evidente di un'altra epoca che però può ritornare e ritorna attraverso la qualità. Questo incontro fra i nostri oli e i nostri pani credo che sia uno degli incontri più indovinati di questa manifestazione e noi vogliamo proseguire per raccontare ancora di questo straordinario impegno dei nostri artigiani. Soul and the City Sud è stato un evento capace di integrare contenuti specialistici, divulgazione, spettacolo e nuovi progetti in un'unica grande esperienza condivisa. È
stata particolarmente sentita e partecipata la presentazione del progetto Deco Identitaria, che ha evidenziato un aspetto molto importante per la Calabria, una terra dove la biodiversità è il segno distintivo del territorio. In questo momento di effervescenza all'interno della nostra regione non tutti i prodotti possono avere un riconoscimento IGP e DOP, allora molte amministrazioni comunali hanno pensato, anche sulla scorta di una legge regionale voluta dall'onorevole Giannetta e dal sottoscritto, di riconoscere dei prodotti identitari che sono stati inseriti all'interno di un registro regionale che è in corso di allestimento. Tutto questo fa sì che ci sia una valorizzazione reale di prodotti che magari sono prodotti della tradizione o prodotti agricoli primari che non hanno avuto mai un vero riconoscimento e che possono avere una loro dignità attraverso questo strumento. Dopo il lavoro che ha fatto l'assessore Gallo, riportando la Deco all'attenzione di ognuno dei comuni o delle identità che abbiamo sui territori, noi non abbiamo fatto altro che mostrare agli altri le potenzialità di quei territori, perché alla fine il discorso più importante non è solamente quello di avere delle cose che sono di qualità, ma soprattutto farle vedere, farle conoscere e dimostrare a tutto il mondo che la Calabria non è mai stata ultima, eravamo noi che ancora non eravamo con la testa a posto. Secondo noi un altro punto di forza, la possibilità che hanno i singoli comuni di dotarsi di questo regolamento, di questa Deco, e quindi evidenziare determinati prodotti che sono tipici, caratteristici, e chi ha avuto la sensibilità di farlo prima degli altri, la Regione Calabria e quindi il Dipartimento Agricoltura ha pensato di dare un cappello unico da far man mano allargare man mano che i comuni intendono aderire. Abbiamo iniziato portando questo unico logo sotto il quale appunto ci sono diversi comuni e abbiamo evidenziato quelli che finora hanno inteso partecipare. Ognuno di loro ha parlato dei propri prodotti tipici, ognuno di loro ha detto che vuole incrementare con altre Deco all'interno dei singoli comuni. Siamo tutti quanti contenti e sicuramente avverrà quello che loro hanno sperato, cioè che un domani si possa fare un evento solo sulle Deco presenti in Calabria, perché sono sicura che i comuni sensibili ai propri territori, alle proprie attività produttive, faranno tante Deco e metteremo insomma tanta carne a cuocere. Celebrare il dialogo fra tradizione e innovazione, rafforzare il ruolo della Calabria come territorio dinamico e strategico nella promozione delle sue filiere d'eccellenza. È stato questo lo spirito che ha animato la prima edizione di Sole and the City Sud, trasformando Catanzaro in capitale dell'olio, con una fiera che guarda al futuro e che rafforza l'identità agricola e alimentare del Sud Italia. Nel corso delle 2 intense giornate, circa 100 aziende provenienti non solo dalla Calabria, ma anche dalle regioni limitrofe, hanno creato una grande vetrina per far conoscere tante eccellenze e mettere al centro un prodotto identitario dalle qualità straordinarie. È una prima edizione molto entusiasmante, è un'ottima partenza. La Regione Calabria sta facendo tantissimo sia per il vino che per l'olio e noi produttori accogliamo con grande gioia e cerchiamo di fare la nostra parte. Noi veniamo da Altomonte e abbiamo portato le nostre 2 varietà di olio, una di olive tondina monocultivar e un'altra a base di frantoio e leccino. Abbiamo portato anche le nostre conserve fatte sempre con il nostro olio extravergine di oliva e la crema fatta a base dell'estratto delle foglie di olive. Sono esperienze positive che servono a creare consapevolezza da parte dei produttori e anche delle persone che vengono a visitare gli stand che la Calabria c'è e ce la può fare. Veniamo dalla zona del Pollino e esponiamo delle monocultivar di Carolea e anche della Tondina. Noi siamo da Catanzaro, un'azienda agricola e frantoio oleario. Esponiamo l'olio extravergine d'oliva, monocultivar Carolea, cerchiamo di fare sempre un prodotto buono, con polifenoli molto alti e facciamo anche un po' di oli aromatizzati come bergamotto, limone e peperoncino. Noi veniamo da Limbadi in provincia di Vibo
che è un paesino dove si fanno da sempre oli straordinari e soprattutto si fanno con una cultivar tipica del nostro territorio che è l'Ottobratica, e quindi produciamo quest'olio abbastanza profumato con sentori di carciofo, di pomodori, ed è un olio che si sposa benissimo con tutti quelli che sono gli usi della cucina mediterranea tipica nostra. La regione in questo campo sta mettendo veramente delle risorse importanti con questa fiera, ma anche con tante altre iniziative che sta facendo per l'agricoltura in generale, ma per l'olivicoltura con il bando sui frantoi, il piano olivicolo, iniziative come questa che fanno sicuramente bene al nostro olio, al nostro prodotto, che ha tantissimo bisogno di essere promosso e valorizzato al di fuori di quelli che sono i confini regionali. Le visite guidate in alcune aziende del territorio, a cura dell'ARSAC, hanno dato contezza del valore del comparto olivicolo calabrese. Questa è l'idea del Dipartimento Agricoltura, proprio di portare anche la nuova olivicoltura qui in Calabria e quindi far vedere al resto d'Italia e del mondo quello che può valere l'olivicoltura calabrese oggi. Ho il gratissimo compito di condurre i buyer che stanno visitando le nostre aziende e che stanno assaggiando i nostri oli, e già ieri sera al primo briefing si è capito come è apprezzato, anzi qualcuno diceva non conoscevo la Calabria dell'olio, e questo per me è stato un colpo al cuore, però averglielo fatto conoscere e quindi sapere che da oggi andranno via con una consapevolezza migliore e maggiore rispetto alla nostra terra è per me un grande risultato. Se poi ci saranno anche risultati economici, quelli li vogliamo, perché imbottigliamo ancora troppo poco e troppo poco esportiamo. Certo, abbiamo un potenziale altissimo. Se da un lato è vero che imbottigliamo poco, dall'altro vuol dire che abbiamo una grande potenzialità di esportare tantissimo il nostro olio, quindi questo è l'augurio e questa è la bellezza di questo Sol Sud Calabria. Noi siamo una struttura operativa, quindi quello che il Dipartimento di Agricoltura, la Giunta decide di affidarci come incarico è solo un nostro grande orgoglio. Sono tutti bellissimi eventi, pieni di gente, di attenzione, di tanta qualità. Quindi noi ci siamo, il nostro compito è tra l'altro quello di portare avanti questa amministrazione al meglio. Nel corso delle 2 giornate, oltre al numeroso pubblico, sono stati presenti anche diversi rappresentanti della politica e delle istituzioni, oltre a personalità del mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport, tra cui il pilota della Ferrari Antonio Fuoco. Cerco di fare sempre un po' di scorta da casa, quindi soprattutto con l'olio, quindi cerco di fare sempre un po' di scorta da casa e cercare di consumare i nostri prodotti. Come detto, per me veramente sono molto contento di essere qui, di avere la spinta della Calabria, del mio paese, e ringrazio a tutti per il supporto, perché penso che quest'anno è stata veramente una stagione unica e quindi grazie veramente a tutti per il supporto. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Regione Calabria, Roberto Chiuto, che, accompagnato dall'assessore Gallo e da altri componenti della giunta regionale, ha sottolineato l'importanza di creare occasioni per proiettare la Calabria oltre i confini regionali e nazionali. È già percepito a livello nazionale quanta qualità ci sia nella produzione di olio in Calabria, e quindi questo deve essere un driver ulteriore di sviluppo e anche di marketing territoriali, perché nell'olio, così come nel vino, i prodotti raccontano il territorio, cioè raccontando il prodotto si racconta anche l'eccellenza del territorio, quindi sull'olio dovremmo essere ancora più facilitati rispetto a quello che abbiamo fatto nel vino, e sono molto contento che l'assessore Gallo abbia avuto questa felicissima intuizione. Stiamo dimostrando di avere anche capacità organizzative, come abbiamo fatto in altre occasioni, per esempio con il Venitalian City, no? Nel senso che anche in quella circostanza dimostrammo che in Calabria le cose si sanno fare come nel resto del paese, anzi forse le facciamo anche un po' meglio. Evento di punta dell'ultima giornata è stata la firma del protocollo d'intesa Patrimonio olivicolo e turismo dell'olio, per dare forza e visione all'olivicoltura calabrese.
L'accordo strategico tra l'Associazione Nazionale Città dell'Olio, che oggi riunisce circa 500 enti in 19 regioni italiane, e Regione Calabria, segna un passaggio chiave nella definizione di politiche condivise, tra cui qualità, sostenibilità, promozione e turismo dell'olio. È un protocollo d'intesa importante, dal valore simbolico molto importante, perché il settore olivicolo è uno dei principali asset della nostra economia, sicuramente il principale asset del settore agricolo primario e del settore agroalimentare in Calabria, con oltre 180.000 ettari olivetati, ma il valore dell'ulivo è un valore storico, tradizionale, risale a millenni or sono ed è stato un importantissimo ascensore sociale per la nostra società calabrese, perché ha consentito alle famiglie di progredire socialmente, di far studiare i propri figli rendendoli più liberi. La sottoscrizione della convenzione di adesione della Regione Calabria all'Associazione Nazionale Città dell'Olio credo che sia un elemento importante da raccontare anche attraverso queste amministrazioni lungimiranti ai territori, per convincere anche i nostri ragazzi che questa storia e questa tradizione non va abbandonata, anzi va rilanciata, e attraverso la bontà del nostro olio noi possiamo costruire un pezzo di futuro di una regione che ha una fortissima vocazione che non deve dimenticare. Noi siamo molto orgogliosi della sottoscrizione di questo protocollo d'intesa che avvia effettivamente un percorso di condivisione, di confronto anche strutturato nel tempo con la Regione Calabria, che è una regione straordinaria. Tra l'altro sottoscrivere qui un protocollo in questa kermesse che valorizza la filiera olivicola in maniera eccellente è motivo di orgoglio. Chiaramente come Associazione Nazionale Città dell'Olio in questo protocollo porteremo un contributo su tutte quelle tematiche nelle quali siamo impegnati, a partire dal turismo dell'olio, che è un'iniziativa che ci vede particolarmente coinvolti, ma la tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo, del paesaggio olivicolo, e quindi contrasto all'abbandono olivicolo, che è un tema che dobbiamo affrontare. Noi stiamo cercando di affrontare anche una proposta di legge nazionale, ma anche salute e benessere, educazione e formazione e comunicazione, comunicare correttamente questo prodotto che è l'olio, che è un alimento nutracetico ma che rappresenta valori straordinari in termini di paesaggio, di ambiente, di storia, di cultura e di biodiversità, che è un unicum a livello globale. Sole in the City Sud, l'evento dedicato all'olio extravergine d'oliva, si conclude con grande successo. Ritengo che il bilancio sia un bilancio positivo. Tantissime aziende, quelle aziende che fanno bene i compiti a casa, che hanno potuto mostrare al Paese quanto in questi anni sia cresciuta la nostra produzione di olio di qualità. Altre aziende provenienti da altre regioni che ci dimostrano come in Calabria si possa venire a partecipare anche a manifestazioni di questo rilievo. Il fatto che questa manifestazione abbia avuto un allestimento ammirato da tutti e che si sia svolta senza sbavature, con tante presenze anche superiori alle presenze che si registrano al solo che si svolge a Verona, dà la misura di come ci sia una grande attenzione verso l'olio e l'ulivo in questa regione. È una prima edizione naturalmente da migliorare, ma credo che il racconto dei giornalisti nazionali ed internazionali, di voi giornalisti calabresi, il racconto degli influencer, il racconto dei buyer che hanno avvicinato le nostre aziende possa essere un racconto positivo e ci possa spronare a puntare anche l'anno prossimo su una seconda edizione. Il 2025 è stato un anno da incorniciare per il comparto agricolo e agroalimentare della Regione Calabria, che proprio all'indomani della conclusione della prima edizione di Sole in the City Sud ha registrato un nuovo ed entusiasmante successo. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, AGEA, infatti, ha certificato che la Calabria è la prima regione d'Italia a centrare il target in agricoltura. Obiettivo raggiunto dunque e livello di spesa al 100%. Tutte le risorse europee assegnate sono state utilizzate senza perdere neanche un euro. Un risultato storico che conferma la Calabria come modello di efficienza amministrativa.